ragazzi. Allora, apro il documento. Vediamo un po' se... Io dai riporto di posizione sotto. Adesso ricordo. Questo più... Sei che pena. All'Italia siamo una... Che c'è a Bergamo? A Berna. No, a Lugano dicevano questo. A Berna, che in su Urs. Mezzo alle montagne, 2 piccole, la procedura con 2 piccole. Pericolosissimo. No, non era pericoloso. Tutto bene? Tutto bene? Noi siamo qua freschi come delle rose, pronti bene con la per, luce. per scappare e andare a casa. Dobbiamo riscattarci. Volete che vi racconti? Quel mazzolino. Se sei stonato, Ti prego. Volete che vi racconti qualche Se sei cosa? stonato, ma allora. Storia di vita vissuta. Dalla montagna. Quando ti fai l'inquadratura sul primo ufficiale Sforza Carlo che Ci racconta qualche ti vorrei cosa? raccontare qualcosa. Qualche storia di vita vissuta? Sì. Così sul momento. Niente per Dai, sorpresa. Carlo, raccontaci di quando... Sorbio, eccoci qua nella steppa sconfinata a 40 sotto zero. 40 no, ma 9 sì. Allora vediamo l'orologio perché qua 9 ci bisogna sono fare una cosa. Allora, l'orologio non si riesce a prendere bene? No, perché siamo contro luce. E poi scusa comandante, prendiamo un orologio serio, dov'è? Oh, scusa, Dov'è l'Olex? Meraviglioso Solex. Come potete vedere sono le 2 di notte e infatti c'è il sole. E tutto va bene. Questi miracoli della natura solo in Cina. Signor Pio, ma la domanda che voglio fare è: perché lei ha il cappotto, la sciarpa, la divisa, quando invece il comandante sta in mezzo alle maniche? Perché io sono del nord. Perché lui... E Pio è terrone. Il capitano è una roccia, Perché lui è può. un atleta, già si è Pio semispogliato. Trivulzio non può. Non può più Trivulzio? Pio Trivulzio non può. Beh, anche la responsabile del cappotto, un altro collega ha il cappotto, lui c'ha l'impermeabile. Ho l'impermeabile io leggero pure. e la divisa estiva. Insomma va bene, va Fai movimenti bene. lenti, non fare Eh? È un grande, sì sì. movimenti lenti che sono Cosa dobbiamo fare? movimenti lenti con la telecamera. Va bene, va bene. No, ma tanto non si riprende Guarda lo che stesso, insomma. se riprendi male poi lo chiudo il nastro, Va bene, allora cercherò di fare il possibile. Il mio, minchia. Una volta Ecco è stato qua. abbastanza male. Ci dica che cosa ne pensa dell'avvicinamento fatto oggi? Splendido, Trovo un domani. radar vector direi ottimale, Significativo. con Autoland, Ho capito. full trust. Full trust, un Autoland full trust. Bene, bene. Full fiducia, insomma. Esatto. Va bene, chiudiamo qua la trasmissione. Là dietro c'è il formicaio. Ma è appena cominciata. Non riprendiamo, se no fanno cip Ah, stanno facendo salotto là dietro. Sì, Stanno ciacolando come delle matte. Ciacolando, voce il verbo ciacolare. Io credevo che con me tu avevi finalmente fatto il giro di boa. Ecco che si lancia. Apro, stappo. Sì, stappa. È freddo? Va bene, non è gran effetto, No, perché sono circa 3 ore che sta là. Esatto, c'è il caldo. No, Questo è il campo di ma io avevo calcio. già tolto la gabbietta. Comunque il fatto di cui parlavi 36. prima, io Ma che concordo partita è? Pure prima perché, ti ho visto. sai perché? Sarà Perché qualche Coppa abbiamo UEFA? superato. Perché c'è stata la Coppa dei Campioni. Ti ha giocato la Juve, la Juventus, Vabbè, non c'è sta nessuno dei nostri, però. Tutto bene? Tutto bene? Vuoi riprendere tu? cambiamo televisore. Di là c'è l'altro televisore. Ci sono delle donne E adesso andiamo di là, sei l'unica. che valgono oro. Ma gli altri dove sono andati? Via. Sono spariti tutti. Sì, Sempre qualche partita vecchia ormai di qualche soltanto partita di essere campionato. verificate da un Ieri sera sul canale giapponese hanno fatto tutte le partite di domenica. e questo Sì, infatti mi sa che perché quello è E Pio. Fallo per te. mi sembrano italiani. Andiamo che c'è lo champagne. perché No, prima col superare peggiore. i livelli di coscienza che fregano.
Spiega, io ancora non ho capito come funziona. Allora, Pio ci stava spiegando la teoria? La teoria del madelinismo. Ci dica. No, ma devi su 100 volte. Allora, aspetta, prima di spiegare, facciamo vedere. Certo, è molto allegro sto party, eh? A Pechino. Pardon. Eccola, allora. Vabbè, ma c'è, è normale ci sia sintetico. Ho ripreso, Ma hai ripreso? Ma là poteva venire mentre facevo la ripresa. Aveva un motore 2000 turbo IE, figurati, una roba fantastica, invece troppo. Di quel colore lì, azzurro con gli interni di quel colore lì in velluto. Tu che è così che lavora lei? Eccolo lì. Mangia sempre, guarda, ha le labbra piene d'olio e proprio l'abbiamo beccato ogni tanto col sorcio in bocca. Ma come no? Siamo già oltre. È tipico dei gatti, i gatti hanno. Io trovo stupendo questa frase, con lo sorcio in bocca, è proprio bello. Caso del sorcio in bocca. Ogni tanto capita che anche l'operatore ufficiale del team si nutra. Abbia bisogno di un... Sì, si nutra, io non mangio. No, guarda, io sono, credimi, ho i capelli dritti dopo la pittura di Pechino. Vabbè dai. Ho i capelli dritti. Io? Te l'ho detto, devi fare un paragone come un piccolo incidente che è un capelli basta. Piccolo incidente, non so, io in piscina in Florida faccio un tuffo, quei rompipale dei miei figli volevano giocare, io volevo nuotare. Allora che è successo? Loro mi ostacolavano nel nuoto, sono andato sott'acqua, ho pestato il dente. Mi stavo perdendo il dente, mi sono pieno di sangue, mi sono rotto il labbro dentro. E va bene, allora cosa vuoi fare? Succede, no? Se avessi perso il dente sarebbe stato qualche milione, poi insomma, ne andava dalla mia figura. Sì, però poi i milioni ci sono andati davvero in me. Facciamo vedere Dov'è la Cina. Questa cassetta? È davanti. L'auto di questa cassetta. Anteriore. Nella parte Anteriore, sì. Ma questi Allora, questa baldi è la giovani Cina. questi baldi giovani ufficiali lo sanno, hanno imparato, no, non fare così, c'è da dire, hanno imparato qualcosa, vero? Questa è la Cina, ci stiamo avvicinando alla Mongolia. Rispondi lì. Siamo ancora sulla Mongolia. Stavano così? No. Non so neanch'io. Comunque, va bene. Essere qualche postaccio a Pechino. Vediamo la cartina. Procedura per la 35 sinistra. Oggi la procedura che è questa stata qui, per la impostata 35 proditoriamente da qualcuno che si è proiettato del mio turno di riposo per lavorare sulla macchinetta, e questo io non lo sopporto, ma fa niente. Che cosa è successo? Sì, allora. E guardi che non vediamo. Ecco, grazie. Cina, 90 gradi, ortogonale. Ortogonale allora. Ortogonale. Cos'è quella cosa che avete detto? Ortogonale. Mazzo. Che non c'entra niente con le gonadi. Non so cosa vuol dire. Fa niente. Allora abbiamo un'altitudine iniziale di avvicinamento di 3400 piedi. Controlliamo l'intercettamento del glide a 10 miglia. Sì, la correttezza del glide. Intercettazione. Sì, forse è intercettazione. Controlleremo sul vocabolario perché ho qualche dubbio anch'io. La track fondamentale, 349. Daremo un riporto a 6 miglia. La minima sarà per questa categoria 900 e 200 radioaltimetro. Andiamo a categoria 2, se continua così prepara categoria 200 radioaltimetro? Ma è sicuro 200 radioaltimetro? Sì, c'ha ragione. 200. In Cat 1, 110. 110 in Cat 2. Vabbè, allora facciamo radioaltimetro 118. 118 che è la...
perfetto, 118, ma per una categoria 2. La riattaccata dritti 1500, a sinistra Romagnano 4000. Inizialmente 8000, cioè arrivando da nord-est e poi 10.000 riattaccata. Ma il tempo com'è oggi? Cioè da nord-est 8.000, 3.000. Casa mia? Com'è? Piove. Piove? È coperto. Casa mia. Mentre a Gorizia c'è bel tempo. A Gorizia mica tanto, qua non lascia presentire niente di buono. Ma a Gorizia arriva la Bora? Che sarebbe poi la moglie del Boro? Poco, molto poco. Molto poco. Quando arriva a Gorizia vuol dire che è triste, ci sono 150 km all'ora. Ho capito. Ah sì? Sì. Però. Ma lei la conosce la moglie del Boro? No, la Bora no. Guarda, è una cosa, è terribile, lo so, è devastante. Chi disturba il nostro lavoro? Buongiorno. Io cosa sta facendo? Qui non si disturba. Io sto pensando, guarda che pena che Vediamo l'altro primo ufficiale.